Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Proseguono gli incontri dell'amministrazione comunale di Portotolle con le frazioni. Dopo aver incontrato la settimana scorsa i cittadini della frazione di Polesine Camerini, il sindaco Roberto Pizzoli, assieme alla vice sindaco Silvana Mantovani e agli assessori Raffaele Crepaldi e Federico Vendemiati, hanno avuto un incontro a Cazzuliani a Boccasette presso la cooperativa Maistra, ospite del presidente della cooperativa Emanuele Finotti. In tutti gli incontri il sindaco ha sottolineato che i due settori fondamentali dell'economia portotollese, pesca e turismo, hanno avuto dei risultati veramente interessanti. In particolar modo il turismo, che con la bandiera blu ha visto assurgere le spiagge del Delta a protagoniste nel litorale adriatico. Ha sottolineato inoltre il sindaco che nei 4 anni e mezzo della sua amministrazione tanti sono stati i problemi, anche di natura atmosferica, che hanno colpito il suo territorio. Ma gli uffici comunali sono riusciti ad ottenere, attraverso bandi nei quali Portotolle ha partecipato, finanziamenti che hanno permesso il superamento delle emergenze. La vastità del territorio, ha sempre ribadito il sindaco, i 58 ponti da gestire, alcuni con criticità importanti, 200 km di strade che purtroppo hanno bisogno di essere manutentate, ma che con gli attuali costi avrebbero bisogno per ogni chilometro di 80.000 euro, si scontrano con un avanzo di cassa del comune nel 2022 di solo 250.000 euro. Per il turismo nella frazione di Boccasette i presenti hanno sottolineato la necessità di un ripascimento, visti i danni delle recenti mareggiate. L'assessore Crepaldi ha parlato a questo riguardo di un progetto per dragare le lagune di Barbamarco e di usare il materiale in esubero per il ripascimento della spiaggia. Interessante il finale dell'incontro, dove il sindaco ha parlato della visione della sua amministrazione per una Portotolle proiettata nei prossimi anni. Oggi Portotolle l'è vista dappertutto come una realtà consolidata, cioè per una serie di cose, perché gli operatori e bravi che è cresciuto dal punto di vista dell'offerta a chi dà, ma perché porta a casa Spiglia Verde con la Silvana, Bandiera Blu con Raffaele, abbiamo fatto una serie di attività propedeutiche legandosi al parco piuttosto che altre situazioni dove e questo è riconoscibile, ripeto, ovunque, perché puoi andare in giro dappertutto. Oggi Portotolle, ripeto, anche per un'attività istituzionale trasversale e consolidata, quindi a partire dal governo, passando per la regione, arrivando alla provincia, per finire al comune, si crea una sua realtà che oggi è vista con rispetto e anche con ammirazione, passiamo che termine chi, perché è sempre qui che serve fare i numeri in base percentuali, una serie di condizioni, il turismo di possibilità, grazie al Covid, che preso su gli operatori che sta bravi, che abbiamo fatto un'attività promozionale mirata, però oggi Portotolle una propensione e un rispetto verso la nostra realtà, cosa che probabilmente qualche anno fa anche lì, no? Dico da parte di uno che fa parte, viene da ieri mattina che sono in politica, è un po' d'anni che è la falsa amministrazione, e quindi credo che questa sia una realtà. E il fatto che oggi, ad esempio, una banalità, ma Mediaset piuttosto che la Rai, piuttosto che l'altro giorno mi ho fatto intervista al Corriere della Sera, piuttosto che il Ciama, vengono fatti dei servizi, vengono fatti gratuitamente, senza che ti chiami Dio, senza che ti paghi. Mi hanno dato di fatto una volta a dire Ciamare manda la carità per avere, no? Perché? Perché il mondo della pesca sta bravo a creare sia in mare, perché in realtà con delle cooperative che si crea un'eccellenza, e dico, ma dando veramente i meriti di quello che crea, sia dal punto di vista delle bombe, delle cozze, dell'ostica rosa, creando delle qualità eccezionali, sul stesso fronte l'agricoltura la crea dei prodotti riconosciuti ovunque, che eccezionali, sul stesso fronte abbiamo degli operatori e un insieme che è la macchina, perché diceva prima è il nostro turismo, le mine ombrellone lettino e basta, se non è una bella offerta, è un'offerta di visitazione, e chi che porta in giro per le barche quest'anno che fu oltre 15.000 presenze, presente che gira il barco del Delta, cioè i numeri che qualche anno fa era utopia, però assendendo tutti quei organismi e tutte quelle situazioni della Commissione regionale di pesca, passando per siamo in provincia, siamo al parco, siamo in associazione di costa, siamo negli aree interne, siamo al GAC, abbiamo ruoli ovunque, vuol dire che siamo consolidati, che la realtà è consolidata, e questo per me è un vanto, perché è un orgoglio per Portotolle, non per me, per Roberto,